Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, considerato che siamo all'indomani della firma dell'accordo per il rinnovo del contratto giornalistico, un rinnovo che come avete forse letto da qualche parte suscita consensi ma anche qualche forma di dissenso, ma che nel suo complesso ha in sé un valore intrinseco molto positivo, e cioè quello di aver assicurato la sopravvivenza del contratto nazionale di lavoro, cosa tutt'altro che scontata nella stagione in cui nella stagione che stiamo attraversando, nella quale, come sapete, la spinta delle parti datoriali al superamento della contrattazione collettiva nazionale in favore di livelli territoriali di contrattazione piuttosto che di livelli aziendali è molto forte. Il contratto di lavoro giornalistico è il contratto di lavoro collettivo più antico d'Italia, quindi un contratto che ha subito nel corso degli anni, dei secoli, perché ha più di un secolo, tutta una serie di evoluzioni che oggi qui il direttore della Federazione Nazionale della Stampa, che ringraziamo per essere presente, Giancarlo Tartaglia, vi percorrerà brevemente, soffermandosi poi su quelli che sono gli aspetti innovativi dell'ultimo accordo, sottoscritto appunto il 24 di giugno con la FIET, che è la Federazione Italiana degli Editori. Per cui io non mi dilungo ulteriormente, se ci sarà poi da intervenire qualche altra cosa la diremo, ascolteremo anche domande dal pubblico se ci sono, e cedo subito la parola a Giancarlo Tartaglia, che ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi questa mattina. Prego. Intanto la premessa è che, come sapete, purtroppo questa è una cosa locale che manca, per cui la mia eloquenza non sarà eccezionale. E secondo che sono tra me e la comunicazione, ringrazio voi perché mi date l'occasione di venire a dare, come sapete, io sono paese, quindi non sono immigrato, quindi ogni volta che rientro per accettare, mi fa sempre piacere. E detto questo, quando è stato programmato questo seminario, erano ancora in corso le trattative per il rinnovo del contratto, mentre invece stiamo svolgendo, il contratto è stato firmato. Quindi ovviamente ci soffermeremo anche sui contenuti di questo contratto, per non è stato che a me non spettano valutazioni di carattere politico su perché, per come si da fare, eccetera, è buono, è cattivo, un bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, ma queste valutazioni rispetto più al Presidente mi fa piacere che è qui presente Raffaele, per cui rispondere a lui politicamente anche a noi della gente esecutiva su questi aspetti del contratto. Luci secondo arriviamo a quest'ultimo contratto che sta destando grandi preoccupazioni e grandi perplessità all'interno della categoria. Allora, questa innovazione contrattuale è stata una innovazione anomala, molto anomala rispetto al passato, perché noi abbiamo da parte degli editori, da parte di molti editori, una resistenza al contratto collettivo, nel senso che gli editori, una parte degli editori, sostiene che il contratto collettivo sia ormai superato e che si deve andare soltanto a contrattazione individuale sulla contrattazione aziendale. Tutto questo è favorito anche dalla legislazione, nel senso che, come voi sapete, il governo Berlusconi, il ministro del lavoro Sacconi, è stata approvata quella che è definita la legge Sacconi, un articolo 8 sulla contrattazione di prossimità. Questo articolo 8 sulla contrattazione di prossimità, praticamente cos'è la contrattazione di prossimità? La contrattazione aziendale o territoriale. Bene, la norma di legge prevede che nella contrattazione
trovare eccessiva questa legge, nel senso che la trovo questa cosa anticostituzionale, però al momento la Corte Costituzionale l'unica volta che si è pronunciata per altri aspetti, ma non ha eccepito nessun rilievo di anticostituzionalità, ma io la ritengo una norma anticostituzionale, proprio perché, come ben capite, nel rapporto di lavoro il soggetto debole è sempre il lavoratore. Allora dare alla contrattazione aziendale il potere di modificare invece la contrattazione nazionale o addirittura la legislazione, vedete come questa norma sia pericolosa, soprattutto se pensiamo a quello che è il comparto dell'editoria, laddove certo abbiamo delle aziende in cui la presenza sindacale è importante, perché si tratta di grandi aziende, pensiamo alla RAI, pensiamo all'ANS, pensiamo anche all'RCS o al gruppo Repubblica Espresso, ma pensate alle piccole aziende, dove ci sono 10 giornalisti e dove c'è un fiduciario di redazione. Com'è facile costringere quei colleghi ad accettare una contrattazione di prossimità che può cancellare diritti sindacali previsti nel contratto collettivo o anche diritti previsti nella legge. Quindi il clima complessivo non è un clima favorevole alla contrattazione collettiva e non è un clima favorevole in un settore come quello editoriale dove si continuano a registrare perdite. Le dati più recenti, l'Inps ci dicono che ancora nei quotidiani, nell'ultimo trimestre, c'è stata una perdita di pubblicità del 12%. Quindi abbiamo condizioni generali del paese negative, condizioni particolari dell'editoria ancora più negative delle condizioni generali, volontà degli editori di smantellare il contratto collettivo, facilitazioni che vengono dal governo su questa linea, insomma il clima certamente non è un clima favorevole nel quale dobbiamo fare la contrattazione. Tra l'altro poi stamattina, se voi prendete il Corriere della Sera, l'articolo di fondo del Corriere della Sera è il testo della voce, che non è certamente uno sprovveduto, però se voi leggete quell'articolo a un certo punto c'è un passaggio in cui si parla delle corporazioni, dei magistrati e dei giornalisti che non vogliono rinunciare ai loro privilegi. Allora, non c'è, in luoghi comuni è difficile, non si riesce a distruggere. I luoghi comuni sono come i diritti così, sono indistruttibili. Se un nuovo accordo collegante della vita mi parla dei privilegi della corporazione giornalistica, francamente io vorrei sapere quali sono questi privilegi. Ricordavo stamattina che ero qui di aver letto un altro articolo di fondo, sempre nel Corriere della Sera, di un costituzionista come Michele Reis, il quale ha scritto che i privilegi dei giornalisti che erano gratis nei musei. Allora, a prescindere dal fatto che i giornalisti erano gratis nei musei di tutto il mondo, vi posso testimoniare che nei musei italiani, in molti musei, i giornalisti erano pagati. Ma ora, ritenete che il paese fa male per questo dire che i giornalisti stanno in tale eccessivo. Allora, quali sono i privilegi dei giornalisti? Certo, un tempo, io ricordo quando ho iniziato questo lavoro, i giornalisti avevano i biglietti ferroviari. Uno dei primi privilegi appunto dei giornalisti erano le tessere ferroviarie. Ricordo che il giornalista aveva gli sconti ferroviari per sé e per la famiglia e anche per il personale di servizio. E la legge diceva che quando il personale di servizio viaggiava da solo doveva viaggiare in seconda classe. Come capite, insomma, oggi i giornalisti possono permettere il personale di servizio, mi fa francamente
militare nazionale dice: il giornalista nel mese di giugno ha diritto ad un indennità nazionale che paghi la sua retribuzione mensile, comprensiva di tutte le voci, fino a un massimo di. E avete vedere che quel massimo di è inferiore al minimo tabellare. Allora, che significa? Significa chiaramente che nel corso degli anni questa indennità è stata sacrificata. Cioè, quando quello che era un tetto massimo, il giornalista prendeva la retribuzione in te, fino a quel tetto massimo. Siccome da 30 anni quel tetto non si tocca più, quel tetto è inferiore al minimo. Quindi c'è stata come una riduzione e si è concentrato su 4 punti. I 4 punti erano il mercato del lavoro, erano lavoro autonomo, erano gli ammortizzatori sociali ed erano la ex indennità fissa. 4 punti. In più c'era l'aumento contrattuale che i genitori non volevano assolutamente. Allora, su questi 4 punti, tenete presente che la rinnovazione è stata una cosa complicata e difficile. Complicata perché i soggetti al tavolo non erano soltanto 2, federazione al tavolo e federazione dei genitori, ma erano 4, perché c'era anche l'istituto di previdenza, perché lì c'è coinvolto in tutti questi 4 punti, e c'era il governo, perché il governo era coinvolto in tutti questi 4 punti. Quindi è stata una partita a 4, dove anche il governo ha giocato la sua parte. Si è giocato in negativo, positivo, bisogna tenere presente anche questo fatto. Allora, 4 punti. Lavoro autonomo. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, noi partivamo da una legge dello Stato, la legge sull'equo compenso. La legge sull'equo compenso stabiliva che i lavoratori autonomi giornalisti dovessero avere un compenso equo e chi stabiliva questo compenso equo lo avrebbe stabilito per commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In base a questa legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato questa commissione dove c'è il rappresentante della Presidenza del Consiglio, il rappresentante della Federazione della Stampa, della Federazione degli Editori, quindi un rappresentante di tutte le organizzazioni editoriali, il rappresentante degli ordini dei giornalisti, il rappresentante dei libici e 3 rappresentanti del Ministero del Lavoro, Ministero del Tesoro e un altro Ministero, insomma, non ci facciamo per niente. Questa è la commissione sull'equo compenso. Allora, una volta riunita la commissione sull'equo compenso, si è trattato di stabilire che deve fare questa commissione sull'equo compenso. Allora, alla fine si potrebbe sentire tanti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, non la Federazione della Stampa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato una delibera che si applica ai giornalisti iscritti all'albo all'articolo 26 della legge del febbraio 69. Quindi si applica ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato e non riconducibile alla specie di sopra, per i quali sussistono elementi sussumibili nella figura del cosiddetto lavoro parasubordinato, ovvero autonomo e economicamente dipendente, svolto in modo non sporadico. Questi erano i limiti della delibera, cioè, secondo questa delibera la legge non riguardava tutti i giornalisti, riguardava solo i giornalisti parasubordinati. I giornalisti parasubordinati sono i collaboratori ordinari e continuativi, ovvero i giornalisti di soggetto lavoro autonomo e economicamente dipendente in modo non sporadico. Sulla base di questa delibera, la Presidenza del Consiglio demandava alle parti sociali, cioè alle fiere e alle federazioni, di invitare le parti a definire i parametri di realizzazione del compenso agli istinti dei settori produttivi. Dicevo, la proposta per la decisione dei parametri sarà sottoposta alla valutazione della Commissione. Quindi, sulla base di
di questa delibera noi abbiamo un obbligo, con le direzioni stampa, con le direzioni di diritto, di andare a individuare i parametri per questo. Allora, siccome la delibera si riferiva al coordinamento dipendente, e il problema è che se noi stabiliamo una soglia alta, per quando si coordinamento dipendente, 15.000 euro l'anno, avremmo regolato solo le prestazioni e non quelle sotto. Quindi noi abbiamo lavorato in modo da abbassare quanto più possibile questa soglia per garantire il massimo. E siamo arrivati a 3.000 euro l'anno. Questa soglia di 3.000 euro l'anno è stata interpretata dalla categoria come vergognatevi perché come si può dire con 3.000 euro l'anno. Ma il discorso qui va ribaltato, nel senso che noi con 3.000 euro abbiamo fatto rientrare nelle tutele sindacali che abbiamo costruito anche quelli che guardano 3.000 euro. Alla fine, vedendo il Presidente che non è stato un braccio di ferro abbastanza lungo, con la difesa assolutamente nel merito delle tabelle, ma insomma si è definito questo parametro di 3.000 euro l'anno, che sono 250 euro al mese, per prestazioni minime che sono appunto, si è detto, di prezzi di 1.600 mattoni. 1.600 mattoni sono una ventina di righe, non di più, come 20 euro al mese. Anche qui i genitori volevano prevedere un minimo per i quotidiani nazionali diverso da quello per i quotidiani locali. La scelta, questa è una scelta politica, quindi la prevede con la fede della Giunta, la scelta politica sarebbe che no, non vogliamo questa differenziazione tra quotidiani locali e quotidiani nazionali, noi abbiamo un'unica tariffa. Un'unica tariffa ha significato, certo, alzare il rispettivo per i quotidiani locali, ha significato anche abbassare quello per i quotidiani nazionali, che inizialmente era stato ipotizzato in 27 euro. E quindi ci si è avvicinati su questi 20 euro e alcuni centesimi. Questo sul lavoro autonomo. Dopodiché noi non abbiamo preso soltanto questo, abbiamo preso anche una serie di diritti per i lavoratori autonomi. Quindi stiamo parlando appunto di questi cococò, con questa soglia bassa, quindi abbiamo fatto rientrare anche questi. Questi diritti minimi sono l'assicurazione di fortuni, quella dell'IPG, quindi non abbiamo detto anche questi. Quindi, ma la cosa importante è che noi abbiamo fatto una declaratoria di che cosa si intende per lavoro autonomo. Tenete presente che la tavola della trattativa, i genitori se lo sono dicendo bene, definiamo come cos'è il lavoro subordinato. E noi abbiamo detto no, definiamo cos'è il lavoro autonomo, perché è evidente che se non avessero detto cos'è il lavoro subordinato, mettendo 5 punti sul lavoro subordinato, per essere considerato un lavoro subordinato doveva avere tutti i 5 punti. Quindi bastava averne uno per entrare nell'ambito del lavoro autonomo. Noi abbiamo ribaltato, per no, definiamo cos'è il lavoro autonomo. E abbiamo detto precisamente appunto che il lavoro autonomo, per esempio, di fare lavoro autonomo non può stare nelle relazioni, nelle relazioni circali, nelle relazioni periferiche, negli uffici di corrispondenza. Non può essere subordinato all'attività direttiva del capo servizio e non è eterodetto. Cioè abbiamo previsto una serie di diritti che pongono il collaboratore al di fuori di tutto quello che è il lavoro relazionale. Il che significa chiaramente che una volta messa questa barriera è spostata il più possibile su un fronte, basta travalicare quella barriera per essere considerati lavoratori subordinati. Quindi il nostro lavoro sindacale negli anni futuri, come associazioni, come federazioni, come i comitati di relazione, sarà proprio quello di dire guardate che il collaboratore se oltrepassa quella linea diventa un lavoratore subordinato. Quindi abbiamo tentato di creare dei diritti per quanto riguarda il lavoro autonomo. Questo sul lavoro autonomo. Per la parte relativa soltanto ai limiti, quella parte è stata portata nella Commissione
eccedente quel minimo, la tua retribuzione viene ridotta. Questa è stata un'iniziativa del governo e del governo professionale che non abbiamo e non vogliamo nel contratto collettivo, perché il nostro contratto non prevede questa norma di depotenziamento. Questo per quanto riguarda il lavoro autonomo. Abbiamo ragionato e introdotto, poi non so se sarà tutto bene, ma questo lo vedremo, sul contratto di apprendistato professionalizzante, che è una norma legge. Allora, il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto che riguarda i giovani sino ai 22 anni, quindi si può fare solo per coloro che hanno massimo 22 anni. È un contratto che può durare massimo 36 mesi, quindi ci troviamo sempre nell'ambito dei 36 mesi di contratto a tempo. Bene, proviamo a vedere se questo può facilitare l'allargamento ai giovani. Ma non possiamo fare una cosa che il governo migliore ha risolto le praticanti. Il governo no. Se tu assumi un giovane con un contratto di apprendistato professionalizzante, gli dai il trattamento economico che il contratto prevede per il praticante. E poi abbiamo tentato di invitare il canale per il Coco, proprio perché abbiamo messo questi limiti sul lavoro autonomo e sui Coco, abbiamo creato un canale privilegiato in modo da portare un certo numero di Coco dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa, cioè dal lavoro autonomo, li portiamo nel contratto subordinato. Quindi abbiamo creato questo canale di accesso attraverso il salario di accesso. Questo salario di accesso si articola in due aspetti. Uno è quello retributivo e l'altro è quello contributivo, nel senso che verrebbe ridotta o delibera dell'INPS con consenso del governo, verrebbe ridotta del 50% la contribuzione per il questo, che oggi è il 22,20%, viene ridotta al 14%. Quindi vantaggio per gli editori, ma il vantaggio per gli editori è appunto con il salario di ingresso. Questo salario di ingresso, che è un salario comunque sia per i contratti a termine sia per i contratti a tempo indeterminato, è stato criticato all'interno della categoria perché si è detto che bisognava privilegiare il contratto a tempo indeterminato rispetto al contratto a termine. Allora io sono dal punto di vista dottrinario convinto che il contratto a termine debba costare più del contratto a tempo indeterminato, perché il lavoratore con contratto a tempo indeterminato ha la sicurezza, la garanzia del posto di lavoro, che il contratto a termine non ha, quindi dovrebbe costare di più. Ma questo, ripeto, è una convinzione sul piano dottrinario. Noi dobbiamo fare i conti con una realtà invece che la realtà in cui la disoccupazione aumenta, quindi dobbiamo fare tutto per cercare di aumentare la disoccupazione. Ed è evidente che se aumentiamo la riduzione del contratto a termine non facilitiamo gli ingressi. Voglio qui soltanto dire che, primo punto, il lavoro autonomo, l'accordo sul lavoro autonomo. Qui, diciamo, è stato scritto qualcosa, al di là di quelle che sono le cifre sulle quali volendo si potrà anche parlare, è stato scritto qualcosa che ha una valenza storica, perché il lavoro autonomo in questo paese non è mai stato regolato. Il lavoro autonomo per definizione appartiene alla contrattazione tra le parti. Qui è stato stabilito un principio, sono stati fissati dei minimi, ripeto, dei minimi e quindi non dei massimi. È stata stabilita una soglia minima sotto la quale non si può scendere, cioè per i quotidiani senza distinzioni tra locali e nazionali, e capite perché non si doveva fare una distinzione, altrimenti poi si sarebbe scivolati lentamente verso i contratti di comparto. Per i quotidiani è stabilito che la retribuzione minima per 1600 battute, parliamo di 28 righe, un pezzo di 28 righe, non può essere inferiore ai 20,66 €. Guardate l'intorno, pensate anche a quello che sono le retribuzioni di questa regione e capite bene il passo avanti che è stato fatto. Ma al di là appunto della cifra che può essere opinabile, quello che è veramente importante è aver stabilito dei principi. È lo stesso principio che fu stabilito, come ha detto prima Giancarlo, nel 1901 per tutti i giornalisti, e cioè che il lavoro giornalistico va pagato. Noi qui abbiamo stabilito che i collaboratori devono
essere pagati, cosa che oggi è tutt'altro che scontata in molte realtà. Devono essere pagati ogni mese, deve essere stabilito in un contratto che riguarda ciascun lavoratore il tempo di pagamento. Vengono obbligati gli editori a pagare l'assicurazione infortuni, cosa che oggi non esiste. Quindi questo, dal nostro punto di vista, è sicuramente un passo in avanti. Il passo successivo lo vedremo nei prossimi mesi, perché la trattativa continua con gli editori, sarà quello di costruire per tutti coloro che non hanno un contratto di lavoro dipendente un percorso di accesso ai profili di assistenza sanitaria previsti dalla Casagi, che è la nostra cassa di assistenza sanitaria. Quindi anche questo dovrà essere un punto di arrivo nei prossimi mesi. Il discorso dei trattamenti retributivi ha spiegato bene Giancarlo. Noi qui ci siamo trovati a parlare con gli editori in un momento in cui il mercato del lavoro registra molte espulsioni e ingressi che si possono, diciamo, contare sulle dita di una mano. Non possiamo, come si fa da molte parti, dire che per noi non valgono le leggi dello Stato, perché per noi non vale nemmeno quello che può dire il momento generale che vive il Paese, perché noi facciamo parte di questo Paese, facciamo parte di un Paese che negli ultimi 5 anni ha perso 5 punti di PIL. Quindi sapete bene, capite bene che cosa può significare questo in termini di, appunto, di bilanci aziendali e poi di rimessa anche per quanto riguarda i bilanci dell'Inpigi. L'Inpigi nell'ultimo anno ha registrato l'uscita, parlo del 2013, di 1.022 colleghi. Quindi questo è lo scenario nel quale ci trovavamo ad operare. Quindi è chiaro che gli editori chiedevano un contratto a cifra 0 ad aumento 0, è stato stabilito un aumento in cifra fissa di 120 euro, però con l'impegno a ritrovarsi prima della scadenza del contratto, che è il 31/3/2016, per definire la destinazione delle DR. Quindi, confidando in una ripresa dell'economia, perché poi era, diciamo, questa la speranza che ci deve animare tutti quanti, noi di quella cifra là andremo a riparlare. Appartiene a una generazione che si chiama la generazione della pensione mai, perché sta pagando contributi per chi è già uscito, che dovrà uscire, chi dovrà uscire nei prossimi mesi, ma non ha la certezza che alle sue spalle ci sarà chi farà lo stesso, per la semplice ragione che alle nostre spalle, nuove pensioni mai, abbiamo la generazione del lavoro mai, abbiamo una generazione di colleghi giovani e non giovani che non avendo rapporto di lavoro dipendenti non vanno ad alimentare le casse previdenziali. Quindi noi, se non scommettiamo sulla ripresa del mercato dell'occupazione, noi ci condanniamo